Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qui e sono nel mio orto perché voi lo sapete che qui a Valgrande gran parte delle nostre preparazioni prevede l'utilizzo di prodotti aziendali e quest'anno devo dire che il nostro orto è particolarmente rigoglioso, dato un po' dalle temperature e dalla cura che ci mettiamo, dalla dedizione e dal tempo che noi dedichiamo anche al nostro orto. Abbiamo anche poi quest'anno fatto questa piacevole scoperta ed è quella di piante nuove, varietà nuove di melanzane. Infatti abbiamo piantato un nuovo tipo di melanzana chiamata melanzana perlina, che ha una buccia particolarmente sottile e si presta a diversi utilizzi nella cucina, a differenza ad esempio delle altre melanzane, della melanzana lunga, della melanzana viola. Questa avendo la caratteristica della buccia sottile, si presta a preparazioni veloci, per cui può essere utilizzata a listarelle, passata in una griglia veloce oppure anche utilizzata per le preparazioni in sottaceti o in sottolio, che ovviamente troveranno magari il gradimento durante la fase autunnale, perché se noi prepariamo le nostre conserve in questo momento le proporremo più avanti nel tempo. In questo periodo invece ci limitiamo a proporre le melanzane che raccogliamo ogni giorno e che prepariamo puntualmente. Accanto alle melanzane e a delle altre preparazioni con le verdure, però qui da noi si possono in questa stagione assaggiare i piatti estivi. Riproponiamo, come anche gli anni scorsi, le insalate ortofrutta, quindi insalate che non prevedano l'utilizzo di carne, quindi particolarmente apprezzate dalle persone che seguono una dieta vegetariana, oppure altre preparazioni che invece prevedono l'utilizzo della carne proveniente sempre dal nostro allevamento familiare. Se siete curiosi anche voi quindi di assaggiare i nostri piatti estivi, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che si possono trovare tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento continuo la mia raccolta, che devo dire ci sta dando una grande soddisfazione, e auguro a tutti una buona settimana. Ciao!